17 i genitori che in Veneto hanno sottoscritto il ricorso al TAR per chiedere la sospensione cautelare e l'annullamento dell'ordinanza numero 2 del 4 gennaio scorso, firmata dal presidente del Veneto Luca Zaia, che prolunga al 31 gennaio prossimo la chiusura delle scuole superiori sul territorio regionale, disponendo la didattica a distanza al 100%. Il ricorso è stato assegnato alla prima sezione del Tribunale amministrativo che fisserà la data per l'udienza. D'altro canto, c'è da considerare che se da un lato è vero che nelle scuole viene garantita la massima sicurezza per limitare qualsiasi contagio, è anche vero che il problema grosso dei contagi è quello legato al trasporto sui mezzi pubblici. È per questo che il governatore Zaia ha deciso di spostare la ripresa in presenza al 1° febbraio, per essere sicuro della situazione nella regione. I ragazzi non hanno colpe. Il problema è che diventano dei carrier, no? Diventano dei trasportatori del virus da una famiglia all'altra. È inevitabile. Perché quando tornano a casa non si mettono la mascherina, giustamente, perché sono conviventi dei propri genitori, dei propri nonni. E magari si portano a casa il virus perché se lo sono beccati, magari a qualche collega. Una questione difficile perché, seppur consapevoli della necessità che hanno i nostri ragazzi e le nostre ragazze di tornare fisicamente a scuola, restano da tutelare soprattutto le fasce più deboli della popolazione.